storia d'Italia. Ahimè, la prima volta che lo si ritrova con il programma di Licio Gelli, questo non lascia molto tranquilli. Oggi abbiamo un testo normativo che è il disegno di legge costituzionale 1917, che è stato da poco approvato in prima lettura dalla Camera. Ci sarà la procedura rafforzata perché questo è un testo di riforma della Costituzione, quindi ci vorranno 4 letture, 2 per Camera. E alla fine potrebbe esserci un referendum, quindi tutti potremmo essere chiamati a esprimere la nostra opinione. E al di là dei toni un po' da crociata che accompagnano questo momento, cerchiamo di esaminare con spirito laico questo disegno di legge per capirne di più. Siamo in una sede culturale, una sede importante, quindi da studiosi dobbiamo accostarci con questo spirito anche a questa proposta. Con una premessa, che la riforma andrà valutata poi nel suo impatto pratico, che potrebbe essere anche molto diverso da quello sperato. Sempre la legge può sfuggire dalle mani dell'apprendista stregone, questo è un classico. Questa volta potrebbe accadere ancora di più, perché veramente ci potrebbe essere una profonda divaricazione in tanti settori rispetto agli obiettivi ipotizzati. Allora, vediamo per sommi capi quali sono le innovazioni più significative che propone questa riforma e poi alla fine faremo alcune considerazioni generali complessive. L'esordio sembra abbastanza tranquillizzante perché viene confermato il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che è già fissato in Costituzione. Ecco, questo principio non viene toccato e quindi tutti i magistrati, in quanto appartenenti alla magistratura, a questo corpo, godono di indipendenza, soprattutto nei confronti del potere esecutivo. L'unica cosa che si aggiunge è che i magistrati appartengono a 2 categorie, quelli della carriera requirente e quelli della carriera giudicante. Quindi pubblici ministeri e giudici. Allora, siccome la maggioranza di questa platea non è di giuristi, a beneficio di loro vorrei chiarire veramente in 2 parole una cosa, perché tanti termini nel linguaggio anche economico, anche scientifico, si danno un po' per scontati e vanno avanti così. Invece forse è bene un attimo chiarire che cosa sono e che cosa fanno e perché esistono pubblici ministeri e giudici. E per dare una risposta a questo quesito vi pongo una domanda. La domanda è: vi sentireste tranquilli ad essere giudicati da chi prima ha investigato nei vostri confronti e ha ritenuto probabile che abbiate commesso un reato? Immagino che la risposta sarebbe negativa, certo, ovviamente negativa, perché esiste una legge psicologica ampiamente studiata, sperimentata, per cui noi siamo condizionati dalle nostre precedenti azioni. Tendiamo a non modificare la nostra opinione. Quindi, se il giudice fosse chi ha prima investigato, tenderebbe a confermare questa opinione, quindi non sarebbe un giudice imparziale, come invece deve essere il giudice. Intendiamoci, non è sempre stato così. La storia ha conosciuto anche figure ibride di commistione tra questi 2 ruoli, chi giudica e chi accusa. Commistione che in particolare la figura del giudice inquisitore di abborrita memoria dei periodi più bui della nostra giustizia penale testimonia ampiamente. Però in un processo moderno queste 2 figure devono restare distinte ed è quello che fa il nostro attuale processo penale, che dà a queste figure dei ruoli molto ben chiaramente distinti.
La riforma prevede però che per questi soggetti, giudici e pubblici ministeri, ci siano carriere separate. E qui c'è una prima scoperta da fare, cioè che di fatto questa separazione è già presente, esiste già. Perché esiste? È perché il passaggio dalla carriera di giudice a quella di pubblico ministero o viceversa, che all'inizio era ampiamente consentito, è diventato di fatto molto difficile per una serie di restrizioni. E questo è confermato da un dato empirico. Sui circa 9.000 magistrati che ci sono in Italia, negli ultimi anni, poco meno di una trentina ha cambiato carriera e di solito l'ha fatto per questioni di avvicinamento di sede. E allora perché questa riforma? E poi perché una riforma tanto tenacemente voluta dai suoi propiziatori e tanto osteggiata dai contrari? È perché in realtà con la riforma si vuole scindere la magistratura. Attraverso la separazione si vuole andare anche oltre. Per i fautori della riforma questa separazione delle carriere allineerebbe il profilo delle carriere agli assetti del processo accusatorio. E il nostro processo penale è tendenzialmente accusatorio perché gli schemi puri non sono mai esistiti, è forse diventato sempre meno accusatorio a seguito delle riforme che si sono succedute nel tempo, però insomma ecco, è un modello di riferimento. Quindi si vorrebbe allineare l'aspetto della carriera all'aspetto processuale, ma con 37 anni di ritardo, perché il codice è del 1988, quindi 37 anni dopo. Neanche come il Visconti di Bragelonne, 20 anni dopo, 37. Si vorrebbe eliminare quel rapporto di colleganza tra giudici e pubblici ministeri, per cui il pubblico ministero è stato vissuto spesso dal giudice e visto dall'avvocatura in particolare come il collega della porta accanto del giudice, con cui il giudice avrebbe un canale privilegiato di comunicazione e di intesa, e questo creerebbe naturalmente una incrinazione al principio di parità delle parti. Una parte sarebbe dispari rispetto all'altra, più vicina al giudice. E questo soprattutto una volta era uno dei cavalli di battaglia delle camere penali, anche se oggi il problema, mi dicono, io non faccio la professione, ma insomma mi dicono che è un po' meno avvertito. E sembra per altro verso anche in parte almeno smentito dai dati, al fatto che i giudici assolvono in un numero di casi non trascurabile, e quindi vuol dire che in quel numero di casi non si dimostrano condizionati dalle richieste dei pubblici ministeri. Prima si diceva che la separazione mira a scindere la magistratura. E infatti con la riforma si creano due consigli superiori della magistratura, quello della magistratura requirente e quello della magistratura giudicante. Quindi si scinde quello che oggi è invece un unico organo, il Consiglio Superiore della Magistratura. Questa scissione e, come vedremo, il metodo di cooptazione dei membri di questi due consigli superiori, di cui parleremo subito, avrebbero un obiettivo comune. L'obiettivo sarebbe eliminare i frutti degeneri del correntismo della magistratura.
frutti degeneri, perché un conto sono le correnti. Le correnti sono degli orientamenti culturali a cui può essere fisiologico che un magistrato possa aderire, come i cittadini possono aderire a un partito politico, a un sindacato. Costituisce invece una degenerazione l'utilizzare le correnti per far valere interessi di tipo familistico. E tutti ricorderemo le vicende del caso Palamara in seno al Consiglio Superiore della Magistratura. Un mio amico magistrato, che ha avuto esperienze sia nel Consiglio Superiore della Magistratura sia presso il Ministero degli Esteri, mi ha detto che ha trovato molta più trasparenza nelle nomine e nelle promozioni del Ministero degli Esteri che all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi l'obiettivo di sradicare, di eliminare il correntismo non può che essere condiviso come obiettivo. E allora da un lato si sono divisi il Consiglio in due consigli superiori per evitare delle logiche transattive all'interno di uno stesso consiglio tra magistrati del pubblico ministero e magistrati giudicanti, logiche transattive che potrebbero avere dei riverberi anche poi a cascata sul piano del processo. Io sto attento, ho un particolare riguardo a quello che mi chiede il pubblico ministero, perché so che è collegato con qualcuno al Consiglio Superiore della Magistratura che poi potrebbe decidere di una mia promozione. Dall'altro lato, e direi soprattutto, si è inciso all'interno dei due consigli sul metodo di cooptazione, a cui facevo cenno. E qual è questo metodo? Salvo la presidenza data al Presidente della Repubblica e ai membri di diritto, ecco, il metodo non è più costituito dall'elezione. Non si eleggono più i componenti, né laici né togati, si sorteggiano. Con una differenza però, mentre i membri laici sono i professori universitari, avvocati che vengono nominati dal Parlamento, mentre per i membri laici il sorteggio è temperato, che significa prima il Parlamento stila un elenco dei papabili e poi all'interno di quell'elenco c'è il sorteggio. Invece per la componente togata il sorteggio è secco. Si sorteggia all'interno dell'elenco completo di tutti i magistrati di una categoria e dell'altra sul territorio della Repubblica Italiana. E sarebbe proprio questo sorteggio secco lo strumento chiave per eliminare in radice i mali del correntismo. Questo sarebbe l'obiettivo del riformatore. Però qualcuno ha detto: si tratta di un rimedio troppo radicale, butta via il bambino con l'acqua sporca. Facendo un parallelo, sarebbe come se per contrastare la partitocrazia si eliminassero le elezioni e si estraessero a sorte i membri del Parlamento tra tutti gli elettori. Qualcun altro dice invece: è un rimedio inefficace. Sembra così radicale, ma alla fine potrebbe non esserlo. Perché? Perché se è vero che l'80% dei magistrati aderisce a delle correnti, vuol dire che c'è l'80% delle possibilità che venga estratto qualcuno che appartiene alle correnti, con una variante che potrebbero essere in teoria tutti della stessa corrente, se è una corrente maggioritaria. Quindi da questo punto di vista non molto utile. Comunque sarebbe la prima volta che il sorteggio, cioè un metodo che si basa sulla logica che uno vale l'altro, che tutti sono uguali da questo punto di vista, che non contano merito, capacità e rappresentatività,
entra in Costituzione come metodo di individuazione delle persone a cui affidare incarichi in organi costituzionali. Quindi un autogoverno affidato un po' alla sorte, almeno per quanto riguarda le componenti non di diritto. È anche chiaro che questo sorteggio secco dei togati assume un sapore punitivo nei confronti dei togati, perché se lo si confronta col sorteggio temperato della componente laica, si vede una certa differenza. Si sorteggia nell'ambito di persone già scelte. E quindi che cosa sembra emergere? Si vuole una componente togata meno autorevole, meno forte, meno robusta. E si vuole una componente laica invece più forte. La componente laica è una componente politica. Poi ai due consigli superiori è attribuita la competenza sulle carriere dei magistrati, però è sottratta la competenza disciplinare, che invece adesso è gestita dall'unico Consiglio superiore che c'è. E questa competenza disciplinare viene attribuita a un organo nuovo. Perché? Sull'evidente presupposto che finora è stata gestita con eccessiva indulgenza dal Consiglio superiore, troppa indulgenza nei confronti degli illeciti disciplinari commessi dai magistrati. Questo nuovo organo è l'Alta Corte Disciplinare, che è ugualmente composta da membri laici e togati, i membri laici individuati sempre con il sorteggio temperato, i membri togati sempre con il sorteggio secco, con una variante. Non tutti i magistrati d'Italia, ma solo quelli che provengono dalla Corte di Cassazione. Da un lato non è irragionevole l'idea di aver tolto la competenza disciplinare a un organo che evidentemente non l'ha saputa gestire con sufficiente rigidezza in senso ragionevole. È anche bene che sia una corte, quindi un organo giurisdizionale. Però da un lato si ripropongono i rilievi sul sorteggio che abbiamo appena fatto. E in più il fatto che il sorteggio dei magistrati avviene tra magistrati che provengono dai piani alti della magistratura, la Corte di Cassazione, che fa emergere un'idea un po' gerarchica, che è assolutamente rifiutata dalla Costituzione, che dice che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per funzione, non per grado e gerarchia, ma per funzione. Quindi un potere diffuso, mentre quest'idea sembrerebbe quasi contrastare. Poi la cosa curiosa è che dopo aver separato le carriere, separato i consigli, in questa alta corte si trovano invece riuniti sotto lo stesso tetto sia nella componente togata sia i giudici che i pubblici ministeri. Allora nasce spontanea una domanda: come mai proprio nell'organo più delicato, perché quello che deve prendere i provvedimenti disciplinari è la materia più delicata, come mai proprio qui non ci sono state le preoccupazioni di prima sulle possibili interferenze, sulle possibili connessioni tra giudici e pubblici ministeri? In fondo qui un giudice ordinario potrebbe essere giudicato per il suo illecito disciplinare da un pubblico ministero che sta dentro nell'alta corte e viceversa, naturalmente. Qui la paura delle contiguità improvvisamente si scioglie. Allora magari
viene da pensare che forse prima non era la contiguità l'obiettivo principale avuto di mira nel separare i consigli, perché altrimenti ci sarebbe un'incongruenza. Infine, l'Alta Corte funziona solo per la magistratura ordinaria, ma noi non abbiamo solo la magistratura ordinaria, abbiamo anche altre magistrature, quella amministrativa, quella finanziaria, tributaria, contabile. Ecco, per gli illeciti commessi da questi magistrati non c'è la competenza dell'Alta Corte. Sembra che questa unicità di direzione verso la magistratura ordinaria anche qui abbia un sapore punitivo nei confronti di questa magistratura. E allora arriviamo alle considerazioni conclusive in modo da restare nei tempi che mi sono stati assegnati. La prima considerazione: questa riforma spesso viene superficialmente presentata come riforma della giustizia. Nulla di più falso. Non è assolutamente così, perché questa riforma non incide sull'amministrazione della giustizia, non incide sui più gravi problemi dell'amministrazione della giustizia, che sono eccessiva lunghezza dei processi, udienze che vengono fissate a distanza di mesi e di anni, che sono scopertura degli organici. Abbiamo una scopertura del 17% dei magistrati e del 27% del personale tecnico amministrativo. Risorse insufficienti. Ecco, sono tutte cose che non vengono toccate da questa riforma, quindi non può essere scambiata, contrabbandata per una riforma della giustizia. È una riforma della magistratura, non della giustizia. I magistrati dicono che la riforma allontanerà il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione. Un termine che può essere sfuggente, ma che io interpreterei così. I parametri di ragionevolezza e di equilibrio che sono tipici di un giudice e che è bene vengano usati anche dal pubblico ministero nel maneggiare lo strumento dell'accusa. Con la riforma il pubblico ministero, paventano i magistrati, diventerebbe più sensibile a una cultura del risultato, non a una cultura, diciamo, dell'equilibrio, ma del risultato da raggiungere. Quindi diventerebbe una sorta di sceriffo, di super poliziotto. Ed è un rischio che effettivamente non è trascurabile e che avrebbe effetti deleteri sul piano del processo, soprattutto nei confronti dell'imputato. L'imputato deve avere delle garanzie. Ecco, faccio una piccola finestra. Noi parliamo dell'imputato, ma non è già colpevole. È qualcuno di cui bisogna appena dimostrare la colpevolezza e quindi finché è imputato gode della presunzione di non colpevolezza e di tante altre garanzie. Quindi sono cose che non vanno compresse, assolutamente. La divisione delle carriere non potrà comunque realizzare quel mito che ogni tanto si sente così propagandare della assoluta parità tra accusa e difesa, per due motivi. Anzitutto perché esiste un'ontologica differenza tra queste due componenti. L'accusa dispone della polizia giudiziaria, che è una cosa incomparabilmente diversa dalla difesa, e gestisce comunque in posizione di dominus tutta la fase investigativa. Ma poi c'è un altro aspetto, che qualcosa avvicinerà sempre giudici e pubblici ministeri, perché sono entrambi dei pubblici funzionari che non hanno degli interessi a prioristici propri da far valere. Sono interessi pubblici, alla corretta amministrazione della giustizia. Poi naturalmente in certi casi può non avvenire, ma è una patologia. L'obiettivo dovrebbe essere quello. Il difensore invece
istituzionalmente deve far valere gli interessi del suo assistito e se non li fa valere commette reato di patrocinio infedele, quindi istituzionalmente deve far valere questi interessi. E questo porterà fatalmente il giudice ad ascoltare con occhio, non dico più benevolo, ma più attento le prospettazioni del pubblico ministero, perché sa che in partenza non ha un interesse specifico da far valere. La scissione tra magistratura giudicante e requirente sembra soprattutto volta a ridimensionare il peso della magistratura requirente, quindi indebolire il pubblico ministero, in vista magari di altri prosegui nel tempo. Invece, questo è un punto molto importante, per un'eterogenesi dei fini potrebbe accadere esattamente il contrario. Potrebbe accadere esattamente il contrario perché il pubblico ministero potrebbe riuscirne estremamente rafforzato. Ormai riunito in un autonomo organo di autogoverno, in un autonomo consiglio superiore, potrebbe trasformarsi in una fortissima corporazione, divenendo un interlocutore autonomo e privilegiato anche nel dibattito politico, una sorta di quarto potere. Il terzo potere, che è la magistratura, diviso in due tronconi ma non uguali, quello del pubblico ministero molto più importante, molto più potente. E questo potrebbe alterare le stesse dinamiche dei rapporti tra poteri dello Stato e naturalmente si tradurrebbe in un pericoloso gigantismo del pubblico ministero anche sul piano del processo. E infine tengo per ultimo il rischio più temuto, almeno anche qui negli slogan che vengono lanciati, e cioè quello della sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo, quindi al governo. Lo tengo per ultimo perché non è un rischio attuale. Ho detto all'inizio che la riforma mantiene la magistratura come organo indipendente e quindi non può essere sottoposto ufficialmente e formalmente a un altro potere. Occorrerebbe una nuova modifica della Costituzione per eliminare questa garanzia. E le modifiche della Costituzione naturalmente si fanno alla luce del sole, non possono essere fatte sotto banco. Naturalmente la separazione delle carriere potrebbe rappresentare un primo passo, l'idea di questo indebolimento. Ecco, anche qui, indebolimento o rafforzamento? All'inizio dicevo che potrebbe prendere strade completamente diverse. Indebolimento, benissimo, il potere esecutivo approfitta di questo indebolimento e pian piano ci mette sopra un cappello. Rafforzamento, il potere esecutivo dice qua bisogna assolutamente contenere questo pubblico ministero troppo esuberante, poniamolo sotto il governo. Quindi due alternative diverse che potrebbero portare agli stessi effetti, ma in futuro. Si può subito obiettare, ma in altri paesi dell'Europa continentale il pubblico ministero è sottoposto all'esecutivo. È sottoposto, e tra l'altro la storia del pubblico ministero è una storia di sottoposizione all'esecutivo a partire da Napoleone. Sì, certamente, e nonostante questa sottoposizione gode di una certa autonomia lo stesso. E allora bisogna dire, ogni soluzione va calata nel contesto culturale e sociale in cui deve operare. E sappiamo qual è il nostro contesto di una fortissima conflittualità tra politica e magistratura. E allora la sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo da noi sarebbe vissuta come una rivalsa della politica sulla magistratura, una politica che poi potrebbe anche diventare ancora più forte se altre modifiche costituzionali venissero portate avanti. Questo però è un futuribile.
l'ho detto all'inizio, non è una questione immediata. La domanda che invece conclusivamente occorre porsi è quale valutazione complessiva dare di questa riforma, che tra l'altro è bene non dimenticare potrebbe moltiplicare la divisione, la scissione degli organi, perché sì, 2 consigli superiori, ma poi ci sono i consigli giudiziari, anche quelli dovranno essere separati, e aumentiamo le spese naturalmente con questa parcellizzazione e aumentiamo la confusione, la pesantezza, tenendo conto tra l'altro che ci sono dei necessari collegamenti tra magistratura requirente e giudicante anche sotto il profilo organizzativo. Il Consiglio Superiore non ha solo una competenza di carriera, ha anche una competenza organizzativa, quindi deve organizzarsi. Se si separa tutto, si scinde tutto, diventa anche molto più complicato da questo punto di vista. Quindi è vero che la riforma mira ad affrontare alcuni nodi reali, è vero anche che certi rimedi rischiano di rivelarsi peggiori dei mali. E poi c'è anche un altro aspetto che in qualche modo inquieta, rende inquieti, il fatto che stessi organi di governo, alcuni esponenti del governo, presentano questa riforma come una sanzione nei confronti della magistratura, il che dice, ma momento, allora c'è un retropensiero ancora più forte, forse non abbiamo ben capito perché. E allora certi mali vanno risolti, la magistratura ha dei problemi, ha dei difetti, però la magistratura resta un'istituzione fondamentale per dare delle risposte di giustizia, affermare i diritti, contribuire a un ordinato vivere civile. Allora, il suo indebolimento, il suo frazionamento forse non porterebbe grandi vantaggi ai cittadini e potrebbe creare dei forti disequilibri, fermo restando che certi nodi, certi problemi vanno affrontati, ma forse in un altro modo e soprattutto in termini meno conflittuali, perché la conflittualità porta sempre cattivo consiglio. Vi ringrazio.